I dati del contagio oggi nel Lazio trend in discesa per la prima volta sotto lo 0,5%, il dato più basso dall'inizio della pandemia, 32 i nuovi positivi al coronavirus, 11 nella capitale, pochissimi i casi nelle altre province, 4 i decessi nelle ultime 24 ore, da domani al via i primi test sierologici. Marco Curatolo. La settimana del Covid-19 nel Lazio si conclude con una nuova frenata dell'epidemia. Andamento del contagio sotto i 50 casi quotidiani, è successo per 4 giorni negli ultimi 7. Nella giornata i nuovi positivi sono stati 32, dato più basso dal 10 marzo scorso, e il trend di incremento è sceso allo 0,45%. Sono sempre Roma e la sua area metropolitana a produrre il maggior numero di malati, 28 in questo caso, ma fa sperare il dato di Roma città, più 11, mai così basso dai primissimi giorni dell'emergenza. Nell'ASL Roma 4 si registrano 3 positivi, tutti a Civitavecchia, riconducibili al noto cluster della RSA Bello Sguardo, e una ospite 96enne della struttura è deceduta all'ospedale Vanini di Roma. E mentre l'Istituto Spallanzani fa sapere di avere tra le sue pazienti una signora centenaria, nella RSA Covid pubblica di Genzano c'è stato modo di celebrare la festa della mamma con un omaggio floreale ad alcuni anziani ospiti. Nelle altre province nuovi positivi sono 4, uno per ciascuna, e non c'è alcun decesso. Il dato che emerge è che da lunedì in poi, lontano da Roma, ci sono stati 29 nuovi casi di Covid-19, vale a dire una media di 1 al giorno per provincia questa settimana. In tutta la regione aumentano le guarigioni, 87 nelle ultime 24 ore, con il totale che arriva a 2.322, 4 i decessi che portano il dato delle vittime a 557, il numero netto dei malati cala di 59 unità, la curva delle persone attualmente positive al coronavirus scende perciò a 4.286, mentre il totale dei casi registrati nel Lazio dall'inizio dell'emergenza arriva a quota 7.165. Da domani prenderanno il via i primi dei 300.000 test sierologici previsti nella regione, una grande indagine epidemiologica dalla quale si attendono dati importanti per capire in quale misura il Covid-19 abbia circolato nel Lazio in questi mesi.